Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata del Salotto di Pamela. E anche oggi avremo l'occasione di conoscere meglio i nostri ospiti e soprattutto di conoscere la loro storia. Sarà un viaggio ricco di emozioni e di sorprese tutte da scoprire. Partiamo allora subito con la presentazione degli ospiti di questa serata. Abbiamo il signor Luigi Gaillon, agricoltura, da oltre 50 anni fanno prodotti per l'agricoltura e viene direttamente da San Donà di Piave. Abbiamo il signor Oscar Bonaldo, aperti dal 1964, pasticceria Bonaldo a Favaro Veneto, e andremo a parlare delle specialità pasticcere per tutte le regioni. Dopodiché abbiamo il signor Luca Pantarotto, salumificio torresano a Torre di Mosto dal 1971, insaccati specialità venete. Come quarto ospite invece abbiamo il signor Danilo Leo Lazzarini, storico, maestro d'armi e consulente per il cinema. E ovviamente della bella musica non può mai mancare, perché sono venuti proprio loro, direttamente da Bassano del Grappa e il Canfin. Siamo pronti allora per iniziare. Faccio subito la domanda al signor Luigi Gaillon. Buonasera signor Luigi. Buonasera a La lei. ringrazio di Grazie essere qui con noi questa sera e grazie appunto per aver accettato il nostro invito. Grazie. Come è cambiata la sua agricoltura in questi 50 anni? Allora, l'agricoltura, devo dire, è cambiata tantissimo. Infatti siamo passati da un'agricoltura, diciamo così, tra virgolette, rurale, molto familiare, ad un'agricoltura che definirei oggi molto tecnologica e molto avanzata. C'è stato un cambiamento anche della tipologia dell'agricoltore, quindi un agricoltore che usava mezzi, diciamo così, molto, non dico antichi, però molto ormai obsoleti. Adesso ci troviamo ad affrontare un'agricoltura parlando di droni, di computer, di tecnologie che fino a 50 anni fa per noi era una cosa impossibile parlare. E come lavoravate fino a 50 anni fa? Come veniva strutturato il tutto? Che lei appunto mi ha detto che adesso ci sono i droni, è cambiata un po' tutta la tecnologia. Era la tipologia di cliente che è cambiata nel corso del tempo. È cambiata anche la nostra azienda, perché noi abbiamo incominciato la nostra attività in centro San Donà, sì, ed avevamo un negozietto con annesso magazzino, e quindi la nostra clientela erano i piccoli agricoltori. Okay. Nel corso degli anni poi ci siamo allargati e siamo passati nell'attuale zona industriale di San Donà, acquistando un nuovo magazzino e ampliando poi la gamma anche di prodotti, perché siamo passati da una vendita all'ingrosso, quindi con una tipologia di cliente esclusivamente azienda agricola e quindi agricoltore, a una vendita che ad oggi comprende anche, sì, il dettaglio, quindi tutto quello che riguarda l'orto giardino, l'hobbistica e il verde. E ad oggi qual è il prodotto più amato dagli agricoltori? Oddio, allora, l'agricoltore, diciamo, non è che è un prodotto più amato, sì, l'agricoltore utilizza i prodotti per fare reddito, cioè, è il suo lavoro, quindi non è che preferisca un prodotto, ha bisogno del concime, ha bisogno dell'agrofarmaco, ha bisogno delle semente, e quindi per far sì che ci sia poi un raccolto prosperoso c'è tutta una serie di elementi che entrano in gioco, che non c'è un prodotto preferito. Tutto insieme serve per poi raggiungere la produzione. Ok, dopo comunque torniamo su questo discorso, perché è molto molto interessante. Passiamo dopodiché al signor Oscar Bonaldo. Signor Bonaldo, buonasera a lei, la ringrazio di essere qui con noi questa sera. A voi. Come è cambiata la sua pasticceria dal 1964 ad oggi? Ma direi soprattutto in due settori, quello dell'igiene, perché una volta lavoravamo su banchi di legno, qualche volta su banchi col marmo, a volte rotti, scheggiati, sì, e siamo passati tutto sull'acciaio, per cui le piastrelle ci sono sempre state, però l'acciaio è quello che di fatto ha cambiato proprio l'igiene. Oggi io direi che la pasticceria è proprio, nonostante produciamo mangiare, che è sempre una cosa delicata, sia molto molto sicura. E i clienti sono rimasti sempre quelli storici o è cambiato un po' tutto? Purtroppo dovremmo fare un discorso ampio che non faremo stasera perché purtroppo nascono pochi bambini. Ecco, diciamo che è cambiato, nelle persone è cambiato un po', che una volta venivano a comprare più le paste e mangiavano a casa. Adesso si fa molto più consumo nel negozio, le colazioni vengono fatte fuori casa ormai.
È Io ho vero, persone che si soprattutto al alzano, weekend. vengono quasi in pigiama, fanno la colazione e ritornano a casa. Ecco, Esatto. proprio è cambiato. E il secondo settore che è cambiato fortemente è su quello che sono i prodotti delle materie prime. Una volta si adoperava, ma non dobbiamo vergognarci, perché l'Italia era quella. Si adoperavano dei grassi, a volte anche animali, mettevamo dentro delle paste in forno e si sapeva un po' da maiale, si sente che c'erano quei grassi. Adesso si adopera il burro. Ecco, visto che abbiamo anche il salumificio torresano, approfondiremo questo discorso. Adesso si adopera il burro, praticamente il 90% delle pasticcerie si adopera il burro, per cui un po' tutto, le farine sono molto più raffinate, cioè c'è una grande attenzione nelle materie prime. Quindi lei ad oggi preferisce comunque la situazione che stiamo vivendo adesso o quella precedentemente? Beh, diciamo che adesso sicuramente i prodotti sono più sani. Non è che una volta che si moriva mangiando le paste, però oggi possiamo dire di avere prodotti sani. Prodotti di qualità non si cambia. preferire adesso. Certo, poi non so se magari fin prima la Philadelphia esisteva. Adesso abbiamo la Philadelphia, magari quando dobbiamo fare la cheesecake. Io 50 anni fa facevo un dolce di formaggio con la ricotta e non riuscivo a venderlo. Per poterlo vendere dovevo dire c'è una crema a base di uova, latte, o mettevo sempre sto formaggio. Adesso tutti cercano la cheesecake, no? La famosa cheesecake. Per poter vendere la ricotta dovevo raccontare o mettere delle mezze verità, insomma. Quando il cliente ritornava perché la trovava buona, gli dicevo: vuole la torta di ricotta? No, ma non c'era la ricotta. Sì, signora, non le avevo detto c'era la ricotta. Allora me la dia perché è buona e la vendiamo ancora. E vede che ingannando ogni tanto funziona. Però adesso è una cosa normale, mangiare il formaggio sui dolci. Una volta non esisteva. Assolutamente, ma anch'io la prima volta vedevo formaggio sulla torta e dicevo forse magari avrà un gusto strano, un gusto un po' più forte, e invece guarda, adesso ho notato che proprio la cheesecake è una delle mie preferite. Poi quando si parla cheesecake alla Nutella, allora io vado matta. Anche la panna fresca non si adoperava. Faccia conto che io sono stato anche presidente nazionale dei pasticceri, per cui andavo in Sardegna e abbiamo portato la panna circa 20 anni fa, perché non esisteva lì la panna ancora in una regione d'Italia, e da noi la panna è stata portata, ma pian pianino veniva usata in Svizzera e in altri paesi, e adesso la panna fresca credo che non sia nessuno che non la adoperi. È importante la panna. E in quanti siete in laboratorio, più o meno? Noi siamo in negozio. Allora, io ultimamente sono riuscito a portare i miei figli dentro, non tutti, ne ho 3, 2 sono riuscito a portarli dentro, per cui loro lavorano in laboratorio, ci sono io e poi ho mia moglie e una banconiera, siamo in 5 in negozio. Va bene, allora dopo torno subito da lei perché comunque ho altre cose da chiederle. Passiamo invece al signor Luca Pantarotto. Buonasera Pamela. Buonasera, signor Luca, la ringrazio appunto di essere qui con noi in questa serata, è un piacere perché andremo a parlare del suo storico appunto salumificio torresano a Torre di Mosto, e adesso andremo a parlare degli insaccati, delle specialità venete che ha appunto nel suo salumificio. Allora, signor Luca, c'è un prodotto che avete in salumificio che ha mantenuto la tradizione fino ad oggi? Beh, abbiamo un prodotto che mantiene la tradizione dall'epoca della Serenissima Repubblica, che è il cotechino con la lingua. È una specialità che produciamo artigianalmente, quindi anche in piccole quantità, e è molto simile al cotechino, solamente che all'interno ha la lingua appunto del maiale e viene cotto sempre alla stessa modalità e poi tagliato a fette. Va servito con crème o vino rosso, accompagnato anche da tutto ciò che piace a Danilo, infatti. È una bella tradizione perché abbiamo clienti proprio che lo prenotano anticipatamente perché è una leccornia, insomma. Ok, cosa rende il vostro insaccato davvero eccezionale? Beh, sicuramente la selezione della materia prima. Da qualche anno lavoriamo solo con allevamenti del Veneto e Friuli, quindi
il chilometro zero, e con una grande maturazione anche della carne e una lavorazione con prodotti, sali, spezie, aromi naturali senza chimiche, e una lenta maturazione e stagionatura del prodotto. Quindi tanta artigianalità, ovviamente accompagnato da macchinari all'avanguardia per quanto riguarda la stagionatura, l'asciugatura del prodotto, e questo dà un profumo molto intenso al prodotto, sì. Wow, allora dobbiamo andare tutti al sull'ufficio di Luca Pantarotta, Torre di Mosto, perché veramente già parlando così mi fa voglia. Adesso abbiamo una novità da quest'anno. Nel nostro showroom faremo anche la degustazione dei prodotti accompagnata dei vini locali tipici, anche proprio per creare dei momenti di convivialità con le persone. E questo showroom lo fate ogni mese o c'è No, è aperto al pubblico, c'è un negozio di vendita dei nostri prodotti, e andremo anche a integrare con tutti i prodotti artigianali locali che non troviamo in grande distribuzione, quindi formaggi di latterie della zona, pastifici della zona. Quindi oltre che un negozio ha anche un posto magari dove un'enoteca dove si può fare aperitivo, degustazione. Sì. Perfetto, bene sapersi. Allora passiamo invece al signor Danilo, storico e maestro d'armi, consulente per il cinema. Abbiamo tanto da parlare perché io che sono proprio innamorata proprio anche del cinema, mi racconti un po' la sua storia e come ha fatto a realizzare questi suoi più grandi sogni, perché sono veramente tantissimi. Sì, è stato veramente un sogno. Prima però mi permetto un momento un po' goliardico così, che consiglio un gemellaggio tra il salumificio e il signore della pasticceria e fare un bel bignè al musetto, che sarò il più grande consumatore, che io adoro il musetto. Infatti avevo detto... Infatti avevo detto giusto prima del cotechino. Eccezionale, cioè hanno vestito cotechino i negozi, mi rifiuto di prendere, dammi il musetto, il cotechino che ho. Allora, il mio sogno, io vengo da studi medici e ero intenzionato a fare il medico, ma non tanto perché mi piacesse la medicina in sé, anche se mi ha aiutato molto, quanto perché mia nonna mi diceva che chi comandava in un paese era di solito da Perpetuo, il prete e il medico. Perpetuo e prete non potevo farlo, allora decisi che avrei fatto il medico. E però, avevo sempre una grande passione, quella della storia, e la storia soprattutto del mio popolo. E mi rendevo conto che poco si sapeva, non parlo semplicemente della Serenissima, ma anche dei Veneti. Siamo qui da 3500 anni di storia. Era una storia che mi appassionava, che mi prendeva. Di Venezia si sapeva ben poco, io andavo, i miei genitori non mi raccontavano. Io vedevo Venezia e dicevo, ma non può essere solo una gondola di plastica, non può essere semplicemente una cosa come ce la mostrano. E da quando ho cominciato poi a studiarla, mi è apparso un mondo infinitamente grande. E ho seguito la mia passione che poi ha dato dei frutti, perché dico sempre, quando si parla con il cuore di solito la gente ti ascolta, e quando devi inventarti le cose che è più difficile. E così. Tra una cosa e l'altra mi hanno chiamato per fare consulenza di qualche film, di qualche serie televisivo sul Roma antica. L'ultimo che ho fatto è stato Ben-Hur, dove anche, e lo dico con orgoglio, la canzone delle truppe che entrano a Gerusalemme è la mia, ed è attualmente, posso dirlo veramente con orgoglio, la canzone romana più famosa al mondo da questo punto di vista. Adesso sto finendo un film con Tommaso Giusto come regista del Acheron Film, che è I Veneti Antichi cavalcando il Nido, dove per la prima volta si parlerà di tutte quelle storie che nessuno racconta, del nostro abbandonare Troia, mito, leggenda non ha importanza, ma ben attestata nell'antichità, la fondazione di Padova nel 1185 a.C. e fino all'epoca dell'entrata nell'orbita romana e poi la soluzione di quel grande problema delle invasioni barbariche con la nascita miracolosa di quel miracolo che è il Dogado, ovvero sia la civiltà della Serenissima dei Veneti secondi. Spero di aver risposto con il cuore a questa domanda. Assolutamente, ma proprio incantato la maniera appunto che parla. Poi io comunque ho altre domande da fargli perché
che lei fa tante di quelle cose, ma veramente tante. Noi ci fermiamo per un attimo, che adesso andiamo in pubblicità, però voi rimanete ancora lì incollati nel divano, che vengono proprio loro direttamente da Bassano del Grappa e il Canfin, che ci canteranno Gondolì, Gondolà. Ciao, a dopo! Un'inglesina sul canal grande guarda la luna, sospira e va. Gondola, gondola, gondoli, gondola, gondola. Un fornaretto sentimentale s'affaccia al ponte, canta così. Gondola, gondola, gondoli, gondola, gondola. Lei gli sorride, lui fa l'occhietto e tutta un tratto nasce l'amor. Ogni notte a Venezia, sotto il chiaro di luna, scivola sulla laguna il più bel sogno d'amor. Gondola, gondola, gondoli, gondola, gondola. Gondola, gondola, gondoli, gondola, gondola. Vola colomba, il sole indora, il vaporetto che se ne va. Gondola, gondola, gondoli, gondola, gondola. Sul canal grande resta una scia, anima mia non mi lasciar. Gondola, gondola, gondoli, gondola, gondola. Se mi vuoi bene pensami un poco, scrivimi tanto, non mi scordar. Ogni notte a Venezia, sotto un quarto di luna, scivola sulla laguna il più bel sogno d'amor. Gondola, gondola, gondoli, gondola, gondola. Gondola, gondola, gondoli, gondola, gondola. Ed ecco a voi direttamente da Bassano del Grappa il gruppo El Canfin, che ci hanno ricordato ancora di più la nostra amata Venezia con la loro canzone Gondolì e Gondolà. Fantastici ragazzi, complimenti. Torniamo direttamente allora al signor Luigi, titolare Gaione Agricoltura San Donà di Piave, ormai da più di 50 anni, dove vendono prodotti per l'agricoltura. Signor Luigi, le chiedo, c'è un prodotto che consigliate sempre ma che pochi conoscono? Allora, come dicevo prima, non abbiamo un prodotto specifico da consigliare, sia nell'ingrosso, quindi sia nella grande agricoltura che nell'ortogiardino. C'è tutta una serie di prodotti, si parte dal concime, la semente, l'agrofarmaco, insieme servono per raggiungere la produzione. Nell'agricoltura si massimizza la produzione, si cerca quindi di fare più prodotto possibile. Nell'ortogiardino, anche lì la quantità, nel giardino forse anche più la qualità e la bellezza, insomma. E com'è nata questa sua storia? Allora, la mia storia è nata con i miei genitori, che sono stati loro i primi a incominciare questo tipo di attività. Loro hanno cominciato appunto in centro a San Donà, avevano un piccolo negozio e un piccolo magazzino annesso. Hanno cominciato con la vendita all'ingrosso, quindi vendita solo alle aziende agricole, quindi solo agli agricoltori. Nel corso degli anni poi abbiamo diversificato e quindi siamo passati da una vendita prettamente agricola ad una vendita, diciamo così,
più coinvolgendo un cliente più cittadino, tra virgolette, ecco, quindi proponendo tutta una serie di prodotti che vanno dall'orto giardino, dagli alimenti per i cani e gatti. Quindi è stato comunque tramandato in famiglia? Comunque sì, è comunque una tradizione di famiglia, io ho ereditato dai miei genitori questo tipo di lavoro, insomma. Ecco. Anche la mamma, papà e la mamma? Mamma e papà sono stati loro i fondatori e io insieme a 2 sorelle cerchiamo nel possibile di portare avanti tutto questo tipo di attività, insomma. Ecco. Certo, ed è proprio una sua passione. Sì, allora io dico sempre, come in tutti i lavori bisogna avere passione. E in agricoltura, secondo me, è ancora di più, perché poi è un lavoro molto particolare, molto specifico, non è un lavoro tra 4 mura, è un lavoro dove si ha a che fare con il meteo, quindi è difficile da prevedere, perché soprattutto negli ultimi anni è difficile da prevedere, visti anche i cambiamenti climatici a cui stiamo andando incontro. Quindi fare agricoltura oggi diventa anche difficile sotto certi punti di vista. E con il periodo del Covid come avete fatto? Con il periodo del Covid devo dire siamo andati meglio, non dico meglio, però siamo andati molto bene, anche perché allora noi il nostro tipo di attività ha sempre tenuto aperto, perché ci hanno lasciato aperti praticamente. Quindi le persone non potevano uscire e noi invece facevamo le consegne a domicilio. Quindi noi portavamo il concime, il fitofarmaco, la semente a casa del cliente, che non poteva uscire perché ovviamente c'erano problemi. E devo dire anche che in quel periodo là è aumentato anche l'attenzione verso il giardino, verso il verde. Sì. Le persone non potendo uscire e chi aveva possibilità di seguire il giardino aveva anche più tempo, e quindi devo dire che ha avuto paradossalmente anche un aumento delle vendite. Quindi avete... No, questo no. Quindi avete un sito online dove le persone potevano acquistare? No, allora, sito online no, anche perché io facevano una chiamata. Sarà una mia fissazione, però io sono sempre stato contrario alle vendite online, anche per il tipo di lavoro, cioè io voglio avere il rapporto con il mio cliente, voglio vedere davanti, voglio parlare faccia a faccia. La vendita online secondo me nel nostro settore non va, ecco, tenuto qua. Sì, che diciamo che adesso come Instagram e Facebook è diventato ormai un curriculum. Sì, per le persone, e quindi quando magari una persona sta cercando un posto di lavoro, il datore di lavoro, aspetta che guardo il suo Instagram per vedere cosa fa, perché c'è scritto tutto lì comunque. Beh, certo, sì. E quindi è cambiato tanto da 50 anni no, devo dire anche con i mezzi, con i social, con tutto, cioè il tipo di comunicazione che è cambiato, diciamo, per cui sì. Però devo dire il nostro è rimasto ancora un settore, soprattutto per la grande agricoltura, molto tradizionale, quindi dove il rapporto con il cliente e il cliente apprezza anche il dialogo con chi deve vendergli il prodotto, insomma. Perché so che appunto vendete anche prodotti per gli animali, anche giusto? Prodotti per pet food, sia secchi che umidi, sia cani che gatti, e devo dire che negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un aumento di vendite per gli animali incredibile, anche perché ormai il cane e il gatto è diventato, è un membro a tutti gli effetti della famiglia. Certo. Quindi non ci sono più figli, perché bisogna dirlo questo, non ci sono più bambini, e però ormai l'animale è diventato un figlio a cui viene data una cura incredibile. E riesce ad aiutare, diciamo che deve fare anche un po' il veterinario, no? Perché comunque c'è una clientela vasta che viene da lei appunto e le chiede il mio animale sta male, quindi deve trovare magari una soluzione in quel momento. Nel mio diciamo nella punto vendita mi faccio coadiuvare da personale esperto, preparato, che è anche in grado di dare un consiglio al cliente che viene, che diciamo porta l'animale che ha un problema. Quindi c'è chi trova di fronte anche una persona a cui... E in quanti siete che gestite questo punto vendita? Allora, noi abbiamo tutta l'azienda, compreso in grosso e dettaglio, siamo in 15, compresi tra noi familiari, ecco. Uno per ogni reparto. Poi abbiamo il taglio al suo personale, il magazzino al suo personale, abbiamo anche un servizio tecnico, che poi perché diamo consigli anche agli agricoltori, ci sono delle persone che vanno a consigliare, non so, la miglior semente, il miglior concime. Infatti, parlando appunto di consigli, una domanda che appunto volevo farli: qual è il segreto per tenere un orto sano e rigoglioso? Nel senso che consigliare, anche perché da noi diciamo che magari i prodotti di orto giardino li trovi un po' dappertutto adesso, però da noi insomma siamo in grado di dare un consiglio veramente tecnico e veramente preparato. Quindi la persona che viene da noi
e ha un orto sa che va da un professionista, Certo. veramente un professionista, quindi uno insomma che è preparato, Qualificato e che sa appunto aiutare, perché è quello che la clientela cerca, la aiuto. clientela, quando magari il tipo di prodotto che io vendo ha bisogno di un consiglio, ha bisogno di un consiglio, ha bisogno di seguita e quindi questa secondo me è la chiave. E poi il cliente, ovviamente, noi siamo un'azienda che guardiamo sempre avanti, abbiamo sempre un occhio riguardo siamo sempre curiosi per le novità, però al centro della nostra attività deve esserci sempre la soddisfazione del cliente. Sì. La soddisfazione del cliente è fondamentale, diciamo, per il successo non solo della mia, ma di tutte le aziende. Ok, grazie mille signor Prego, Luigi. a lei, Dopo quasi a fine puntata torno da lei perché ho altre domande da chiederle. Passiamo al signor Oscar Bonaldo, dal 1964 la sua pasticceria appunto a Favaro Veneto. Signor Oscar, allora, qual è il dolce che racconta meglio la sua storia? Allora, a me piace pensare che siano un po' tutti i dolci che raccontano la mia storia, nel senso che li facciamo con grande passione, grande amore. Cioè magari, chiedo, No. magari è stata tramandata dalla nonna No, anni fa, posso dire questo. che gli è rimasto proprio nel cuore. Diciamo che è anche un prodotto di questa stagione. Quello che vendiamo più di tutti sono proprio le frittelle. Come avete visto? Sì. Guardate che prelibatezza. Abbiamo quindi, vedo qui pera, giusto? Scusi se... Ma qui hai tipo 10 gusti di frittelle, ma noi ne facciamo molti di più. Ne facciamo circa 15, 16, 17, poi vengono anche alternate. Frittelle. Diciamo che i tipi sono due, sono le frittelle veneziane, quelle classiche che si fanno a Venezia, che non hanno ripieni, e una pasta viene fritta, e quella è la frittella. Poi ci sono le frittelle, quelle che vengono riempite, sì. E lì ci si può sbizzarrire, perché ogni anno, mia figlia quest'anno per esempio ha fatto una frittella che poi mi sembra ci sia là, con cioccolato fondente e un frutto esotico. Telespettatori, io voglio farvi vedere queste. Quello è il caramello salato. Caramello salato. Quindi è è tipo doce di leche. Il caramello salato è, diciamo che è una pasta che viene prodotta a base di caramello e ha del sale dentro, poi c'è anche caramello senza sale. A me, diciamo che dove ricevo più complimenti è sulla crema, che mi dicono che non c'è più la crema che faccio io in giro. Come la faccio io? La crema che faccio da 57 anni. Sta già venendo la qui. Per cui la facciamo uguale da 57 anni. Mi dicono che qualche collega mio usa delle polveri, spero di no, che non sia vero. E logicamente sì. Polvere magica, direi, perché no, ci sta sempre la polvere magica più semplice, perché il prodotto più semplice è la crema, latte, uova, farina, zucchero, un po' di sale, è il prodotto più semplice. Quindi abbiamo sia crema chantilly che crema pasticcera. Qui c'è un po' bisognerebbe capire, perché all'estero la crema pasticcera è quella fatta con la panna, che è un po' più gialla. La crema pasticcera è fatta con la panna all'estero, e noi invece qui la crema pasticcera è quella gialla, quella normale, sì. La crema pasticcera. Poi la chiamiamo chantilly quando aggiungiamo la panna, però non si sa bene chi ha ragione qua. Diciamo che per noi i veneti, per noi la crema chantilly è la crema con circa un'aggiunta del 30-40% di panna fresca, e quella diventa crema chantilly. E poi abbiamo la crema normale, che io tra l'altro quasi non adopero, nel senso che l'aggiungo sempre con panna o altri prodotti. Ho visto che ce l'ha portata anche 2 con uvetta, giusto? Semplici. Sì, sono le veneziane, non so se posso alzarmi un attimo. Prego. Segno, sono queste qui, sono le frittelle classiche, hanno uvetta. Una volta ci si metteva qualche pinolo. Guardate che grandi che sono, io non ho mai visto delle frittelle così enormi. Di solito le frittelle, quelle classiche, non sono un po' più piccoline. Perché forse vanno vendute a peso, queste sono tutte frittelle che vanno vendute a numero, cada una. Ah, interessante. Chi le fa più piccoline poi le vende a peso. Logicamente se le vendi a peso le vendi più care. Esatto. Queste costano quasi metà prezzo rispetto alle frittelle piccole. Quindi segnatevi sull'agenda, andiamo tutti da Bonaldo, alla pasticceria Bonaldo appunto di Favaro Veneto,
a prendere le frittelle perché non sono appeso. Ok? No, potrebbe anche essere che un giorno ci mettiamo a produrre frittelle a peso, però logicamente se tu compri una frittella grande ha un peso che se vedi paragonate al prezzo delle piccole, queste costano quasi metà, ma è normale se uno mangia una pasta grande o mangia una pasta mignon ha più produzione e viene venduta più cara, insomma. Le do un consiglio, invece lei mi ha detto che la frittella al caramello, che comunque il caramello è sensazionale, buonissimo, però c'è anche il dolce de leche. Sì, lo so, spagnolo. Allora in portoghese è doce de leche. Sì, lo so. È una crema che secondo me proprio renderebbe ancora più unico quella frittella. Ma, lei provi un giorno a farla. No, ma noi già lo adoperiamo, so che siccome mia figlia ha vissuto 3 anni in Spagna, per cui la conosce benissimo, e me l'ha fatto comprare, adesso però non ricordo bene dove lo mette, però me l'ha fatto comprare, fa un tipo di mignon con il doce de leche, secondo me viene wow. Non ne provi una, perché a farne una di mignon che e sono sicura che penserà il dolce di leche. Dolce de leche. Lo conosco. Sì, perché noi appunto in Brasile diciamo proprio doce de leche, proprio il dolce al latte, sempre comunque con questo gusto caramello però meno forte, sì. Cioè proprio un po' più dolce. Buonissimo. Allora la ringrazio signor Oscar, dopo torno da lei che ho ancora qualche domanda da farle. Allora signor Luca, so che ci ha portato anche lei delle prelibatezze. Sì, vediamo esatto. Qui. Allora io vedo speck. Abbiamo del salame, ok, nostrano, soppresse, guanciale, sì, coppa e ci sono altri prodotti. anche il salame piccante vedo. Il salamino piccante. Salamino piccante. No, quello l'ho dimenticato. Il musetto mi sa che lo prende già Danilo per portarselo a casa. Come l'ho consumato previa cottura, non io mangio. Ho visto che ci ha portato anche dei libricini, dei libri sul suo salumificio. Il salumificio nasce nel 1971 da quando mio papà da dipendente ha scelto di intraprendere la strada da imprenditore e ha aperto una macelleria a Torre di Mosto che tuttora oggi c'è e è seguita da mio fratello, e nella crescere della richiesta del prodotto salumiero ha fondato il salumificio con suo fratello Angelo. Sì. Hanno messo assieme le loro sinergie per creare una produzione di grande scala. È che il bello appunto del suo salumificio è che oltre ad avere anche una vasta gamma di prodotti ha anche appunto un'area di degustazione, sì, novità, dove le persone possono assaggiare ogni tipo magari di salame. Fate anche il musetto nel momento anche. Sì, ci può assaggiare e sorseggiare del buon vino. Ecco. Io che sono amante, allora verrò subito, che l'ho già detto prima, verrò appunto a fargli visita. E questa storia appunto, questa sua passione è stata tramandata in famiglia anche a lei, giusto? Sì, infatti io sono cresciuto dalla macelleria al laboratorio annesso e ho sempre seguito quella. Sì, perché comunque è dal 1971, prima c'era il papà, giusto? Sì, mio papà, poi io e mio fratello con anche la nostra mamma abbiamo continuato la tradizione, certo, del nostro territorio. E io invece, allora una domanda che appunto volevo farle, che è proprio diciamo personale, per conservare bene il salume a casa, cosa bisogna fare? No, tutto. Diciamo magari avanza quel pezzettino, quel mezzo salame. Cosa fai? Ormai non è più sotto vuoto. Di tenerlo o in carta paglia, okay, o anche carta da pane, o in vaschetta ermetica, in maniera tale che non prenda odori da altri prodotti nel frigo. Sì. E invece lei ha un insegnamento che magari ha ricevuto e che non lo dimenticherà mai? Sicuramente che ci vuole tanta costanza e passione per creare anche dei prodotti che poi devi avere anche pazienza che stagionino, e quindi viene molta anche gratitudine quando vedi le persone che apprezzano il tuo lavoro, insomma.
Fantastico. Grazie appunto Luca per le sue parole. Passiamo al signor Danilo. Allora, signor Danilo, io che vengo dal Brasile e che il carnevale lì è meraviglioso e anche qui a Venezia il carnevale è fantastico. Cosa cambia? Cioè lei vede magari un cambiamento tra il Brasile e Venezia? So che lei è amante del Veneto proprio. Sì. In realtà però quando noi parliamo del carnevale parliamo dell'ultimo momento del carnevale, no? A Venezia abbiamo il carnevale che è indicato per la prima volta, se ben ricordo, nel 1094, c'era Doge, lo ricordo perché c'ero, Vitale Michele, il quale parla la prima volta nelle carte del carnevale. E c'era una differenza, noi sappiamo tutti che il carnevale deriva da una festa ancora più antica che a Roma si chiamano i Saturnalia, dove che, c'era un'inversione della situazione, il nobile diventava... si poteva motteggiare, l'aristocratico poteva essere preso un po' in giro da parte del popolo, no? E si suppone siano queste le origini del carnevale. E però noi vediamo una traslazione, specialmente nasce a Venezia, che non è paragonabile semplicemente con lo sfoggio di maschere. Venezia nel Settecento era chiamata la città delle maschere, perché ognuno per 6 mesi andava vestito in maschera. Ma vediamo una trasformazione specialmente dal Rinascimento in poi, ovvero sia, prima avevamo il carnevale che era un po' il mangiare, il fare i pazzi, il diventare così, no, abbiamo un termine abbastanza pesante nel Veneto per dire uno che mangia all'infinito, sì. Ma questo ha senso, no? Tutto un tratto c'è la Quaresima, che era una donna invece austera, di buoni costumi. Col Rinascimento, con la rinascita dell'uomo, anche dal punto di vista dell'umanesimo, perché così si chiamava, no? Neoclassicismo. Vediamo che la Quaresima diventa sempre più bruttina e il carnevale assume i significati invece di un baldo giovanotto. Era l'uomo nuovo che si stava affermando, che non era semplicemente quello che voleva gozzovigliare, ma quello che voleva affermare la sua esistenza nel mondo. E a Venezia, specialmente nell'ultimo periodo, quando ormai si parla di decadenza, ma non è decadenza, quando non aveva più il potere militare che aveva avuto fino a 100 anni prima, lei voleva stigmatizzare con queste meravigliose feste ancora la sua potenza, soprattutto spirituale e morale. Non c'era nobile in tutto signore di cultura in tutta l'Europa che non aspirasse a venire a Venezia durante il carnevale. Quindi Venezia diventava la fine dicitrice di questa arte, che non era più semplicemente il divertiamoci, ma era qualcosa di più, una destazione ancora della sua potenza. Quindi quando noi vediamo il carnevale di Viareggio attuale, ma anche il carnevale di Venezia o quello di Rio, non stiamo parlando proprio della stessa cosa. Non è soltanto un sfoggio di maschera, ma era un sfoggio di potenza. Devo ricordare che si era e il volere a tutti i costi esserlo ancora, anche dal punto di vista spirituale. Fantastico, proprio ha trasmesso tutto ciò che aveva dentro e l'ha trasmesso proprio tutti a noi. Complimenti. Grazie, posso dire, ci sono 2 cose tra l'altro che trovo curioso nella storia veneziana. Abbiamo parlato di Vitale Michele, il doge, no? Il primo. Siamo nel 1094, nel periodo in cui si era persa addirittura la salma, il corpo di San Marco, che poi è stato fortunatamente ritrovato il 25 di giugno del 1094. Ma c'è un altro Vitale Michele, quello di cui nasce poi la storia del tagliare la testa al toro. E siamo invece nel 1162, che qui ha a che vedere con la sconfitta del patriarca di Grado che rompeva le scatole, perché era filofranco, aveva di tutto, insomma, qualche volta parlo anche in Veneto. E per essere liberato, dopo che Vitale Michele lo ha preso, hanno chiesto un bue e 12 porcellini. Qua sarebbe stato il tuo lavoro. Quindi tagliare la testa del toro nasce proprio da quello, ma quello che intendevo sottolineare, un Vitale Michele che parla per la prima volta nelle carte di un carnevale, 1094, un Vitale Michele II che dà il via a una tradizione del giovedì grasso con il tagliare la testa al toro. Poi è stato ucciso non il toro, Vitale Michele, purtroppo da certo Marco Casola. Il toro si è salvato. Un grande doge, ma si è fatto ingannare dai bizantini che poi la pagarono comunque. Ecco, spero di aver detto tutto. È stato perfetto nella mia domanda, appunto, la sua spiegazione. Grazie. Grazie a te. Adesso, telespettatori, rimanete ancora lì, che noi tra un pochino andiamo in pubblicità, però prima voglio ascoltare proprio loro.
la band El Canfin che ci canterà Pare e Fio. E conto una storia che par quasi una fiaba, la storia di un boccia che col pare se allenava e il pare portava il fio in laguna, de volte col sol, de volte guaiuna, e il fio pensava da grande sarò un gran campione. E passa gli anni, ormai il boccia si grando, e fa il gondolier per un veneziano, se un gran vanto. El voga da Pope, el voga da Dio, ma sempre ricordo che va il tempo in drio, quando che il vogava da prova e da Pope, che c'era il papà. E voga, voga, voga e pare col fio. E voga il fio davanti e il pare da Dio. Ogni colpo del remo li porta più lontano, che spettacolo alla laguna a portata de man. Una meraviglia della nostra Venezia, della nostra città. Ma il tempo il passa e il va avanti noi in drio, e il boccia se pare e coiu voga Sofio. E il voga da prova che il fio e se sa, che il pare da Pope rivai noi che na. Fio mio da che fiso, che se to pare da Pope con ti. E voga, voga, voga e pare col fio. E voga il fio davanti e il pare da Dio. Ogni colpo del remo li porta più lontano, per scrivere la storia in volta canal. Pare il fio che vinse in cavata la regata reale. Ogni colpo del remo li porta più lontano, per scrivere la storia in volta canal. Pare il fio che vinse in cavata la regata Ed ecco a voi il gruppo El Canfin che ci hanno suonato un pezzo fantastico, Pare Fio. Come sempre sapete sempre fare emozionare. Bravi ragazzi, continuate così. Noi adesso ci fermiamo per una breve pausa, voi rimanete ancora lì perché il tempo è stretto e manca ancora veramente pochissimo alla fine della puntata. Ci vediamo tra pochissimo.
Rieccoci nuovamente nel mio salotto, salotto di Pamela. Torniamo dal signor Luigi che appunto ha preparato una domanda specifica per lui. C'è un consiglio che dareste a ogni agricoltore, grande o piccolo che sia? Allora, mi verrebbe da dire comprate da Gaione Agricoltura, ma a parte le battute, insomma, ecco. Saggio. No, allora, facciamo una distinzione per quanto riguarda, che poi va bene anche per l'orticoltore, diciamo. Per quanto riguarda l'agricoltore professionale, mi sento in obbligo di dirgli: fai le giuste concimazioni, usa semente certificata, fai gli interventi di difesa al momento giusto, sia che si parli di mais, di soia o di frumento, quindi colture estensive. Okay. Se fa gli interventi giusti, come ho appena detto, allora, e poi il fine ultimo è quello di produrre il più possibile. Per quanto riguarda l'orticoltore è lo stesso, quindi deve fare sempre le dovute concimazioni, semente certificate e difesa al momento giusto. Qui per massimizzare la produzione. Per quanto riguarda invece i giardini, qui il discorso è un po' diverso, insomma, anche qui i giusti interventi, però qui il discorso è basato sulla bellezza, quindi sulla vista. Quindi i bei giardini dove insomma le persone i giardinieri lavorano bene si vedono, quindi insomma, hanno tutto un aspetto diverso da giardini dove non vengono fatti certi tipi di intervento. Quindi insomma professionalità e soprattutto, e ripeto ancora, tanta passione. E invece mi è venuta adesso in mente questa domanda: progetti per il futuro? Progetti per il futuro, allora ovviamente aumentare le vendite, perché poi alla fine sempre di più, quello mi sembra un obiettivo per tutti, e aumentare le linee di prodotto. Abbiamo dei progetti di allargamento anche dell'azienda, del nostro sito attuale in azienda, aumentare le linee di prodotti. Nel corso degli anni, per esempio, ecco che mi riaggancio al discorso, sì, abbiamo inserito anche la linea riscaldamento, quindi con legna, pellet, i riscaldatori, quelli per esterno che usano i locali. Quindi questo ci è servito per coprire un po' la stagionalità della nostra azienda. Infatti prima lavoravamo da marzo fino a giugno-luglio, invece ora, prima con l'inserimento del dettaglio, quindi della linea PET o rosadino, e poi con la linea riscaldamento, riusciamo a lavorare 365 giorni all'anno. Quindi il consumo di legna e pelle si è visto negli ultimi 15 anni, ha avuto un'espansione. E le chiedo, signor Luigi, con il discorso appunto del passaparola, che so che fino a 50 anni fa c'era, come aveva detto lei, che lei preferisce molto meglio fare un faccia a faccia con una persona e spiegarle i prodotti appunto che vende sull'agricoltura. Invece ad oggi che è cambiata tanto questa situazione, che c'è più magari il discorso dei social, come fa a promuovere ancora di più la sua attività? Beh, allora, il social va bene, secondo me, il social o comunque va bene soprattutto per la vendita al dettaglio, dove c'è un utente diverso, un po' più preparato, un po' più tecnologicamente avanzato, quindi che si interessa, a quello che succede in giro per il mondo, ecco, e che guarda i social, appunto. Nell'agricoltura tradizionale lì è un po' più difficile, fare una vendita online o comunque attraverso i social, anche perché, diciamocelo francamente, l'età degli agricoltori non è che siano così tutti giovanissimi, per cui non sono così sensibili a certi messaggi. Ecco, quello no, siccome appunto le avevo chiesto questa cosa, perché adesso il social è diventato fondamentale. Ad esempio, magari guardo una foto, aspetti che magari vado a prenderlo perché mi serve proprio così, cioè questo prodotto fatto così, capisce? Perché noi un po' noi tutti siamo influenzati da ciò che vediamo. Sì. Ripeto, il social la vedo molto su una vendita a dettaglio, quindi da negozi, ecco, quindi però ripeto, il cliente ha bisogno anche di un confronto umano, così, c'è un rapporto umano. È molto meglio, molto meglio su questo punto di vista. Va bene, signor Luigi, la ringrazio. Grazie a lei. Passo la parola appunto a Oscar. Signor Oscar, avete in mente qualche progetto anche lei per il futuro, per la sua pasticceria? Visto che sono passati comunque tanti anni, parliamo di una pasticceria che è stata aperta. Non le dico l'età mia perché dal 1964. Io sono un lavoratore ma anche già pensionato. Diciamo che io ho dei figli e mi auguro che loro abbiano dei progetti, facciano dei progetti. Mi sento parlare tanto in negozio di espansioni di cose, vediamo se avranno la forza di fare come ha fatto il papà, insomma. Certo, se è stato tramandato in famiglia. Spero per loro, anche se io credo che più che produrre tanto bisogna produrre bene,
Questo è importante, e di qualità. Perché non sono proprio per la corsa spasmodica, il mondo è quello, dobbiamo viverci tutti, è meglio, produrre bene, produrre più sano che non produrre tanto. Negli ultimi anni abbiamo prodotto tanta spazzatura e pertanto io dico sempre ai miei figli: curate bene quello che state facendo, che vi può dare soddisfazione. Poi, essendo giovani, magari pensano anche loro di potersi un po' espandere, ma non serve, secondo me, espandersi tanto, ecco. Ma guarda, io ho fatto delle cose, ho avuto 4-5 negozi, ho avuto anche un capannone industriale con un marchio famoso che oggi lavora, avevo fatto tante cose e poi alla fine mi sono chiuso nel mio negozio e ci sto bene là a studiare nuovi prodotti, studiare cose nuove. E il momento più emozionante della sua storia nella pasticceria qual è stato? Ma potrei dire da quando sono entrati i miei figli. No, in realtà è sempre stato emozionante, nel senso che anche la pasticceria... Magari le chiedo un ricordo che proprio gli è rimasto nel cuore, che non se lo dimenticherà mai. Magari l'insegnamento che ha dato ai figli nel momento di comporre magari una torta. Da quando sono entrati i miei figli dentro, io ho il piacere di trasmettere a loro la sua passione. Di trasmettere a loro la mia passione, perché non è certo, perché vedo che sti ragazzi all'inizio devono fare delle scelte su delle scuole, sono molto giovani. Le faccio un esempio: gli ultimi 3 stagisti che ho avuto sono andati poi a lavorare sulle barche a fare trasporti. Ecco, tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa. Okay. Non è facile, è un lavoro di sacrificio ancora oggi e ci vuole una grande passione, un grande amore. E io spero, ecco, questo, di trasmettere ai miei figli questa cosa. Diciamo che quando prendi amore per un lavoro, rimane amore per sempre. Come ad esempio prima Danilo voleva studiare il medico, giusto? E dopo ha intrapreso, appunto, è diventato maestro d'armi, consulente per il cinema e tanto altro ancora, perché ha una storia immensa ancora da raccontare. Danilo ha fatto tantissimo lui proprio nella sua vita, e appunto i giovani cambiano idea così velocemente perché non hanno ancora trovato quella passione che li può rendere unici. E quindi diciamo che è un po' normale, diciamo, dai giovani cambiare, diciamo, proprio mentalità, cambiare proprio la loro prospettiva lavorativa. Io penso che i ragazzi vengono chiamati a fare delle scelte in giovane età e non sempre le scelte fatte in giovane età sono quelle poi che riescono a svilupparsi. Infatti i miei figli hanno cominciato tardi a avvicinarsi. Mia figlia è laureata, faceva scienze ambientali, tutt'altra cosa, e sembrerebbe, io gli ho anche detto: sei sicura di voler fare questo lavoro? Per il momento sembrerebbe di sì, lo sta facendo da qualche anno, vedo che va a farsi corsi, studia cose nuove, chissà che sia così. Già lo che è importante, perché comunque ci sta mettendo il cuore sulla sua pasticceria. Certo. Ok, grazie mille, signor Oscar. Prego. Allora passiamo al signor Luca, che so che appunto aveva portato delle prelibatezze, salame, il musetto e tutto. C'è qualcosa magari in particolare, qualche novità che ha riscoperto in questi ultimi anni da raccontarci? Come prodotto? So che lei ha anche una sorpresa da dirci. Una cosa che mi rende orgoglioso che è il Guinness World Record del salame più lungo del mondo, che abbiamo fatto a San Donà di Piave assieme a un'associazione e da un'idea di Beppi Vidotto. Sì. Tutto il gruppo toresano ha lavorato le carni dall'inizio alla fine e insaccato proprio in strada. E quanto era 118 metri. 118 metri. Sì. 118 metri. 718. 718. Anche io avevo sentito 118. Poi è stato tutto legato dai norcini venuti anche dall'Umbria per aiutarci. È ancora un record imbattuto. È stato venduto tutto nel luogo, nel posto, e ricavato ha contribuito ad acquistare un'ambulanza per la città di San Donà di Piave, quindi è stato un evento di socializzazione anche. E quando è stato? Quando è successo questo episodio? Nel 98. Nel 98, ok.
Infatti ho detto, stavo pensando adesso, ho detto, non mi ricordo di aver visto, siccome ero appena nata, diciamo, quindi magari era per quello. E il sapore, la consistenza è cambiata qualcosa da un salame normale? Beh, negli ultimi anni abbiamo fatto una scelta, io personalmente sono passato da una produzione di industria, cioè di grandi quantità, ho preferito ritornare a una produzione artigianale. No, dico se il salame proprio da quello da 718 metri è cambiato qualcosa il sapore di un salame normale, diciamo, se è cambiato la consistenza. Quello andava consumato previa cottura perché non ha seguito una fase di stagionatura, quindi è stato venduto come salame da cotto. E l'avete venduto tutto? Sì. Wow, complimenti. Grazie. Progetti invece per il futuro? Adesso questa un altro Guinness World Record, un altro salame, però lo facciamo di 1000 metri. C'è appunto avere più un stretto contatto con la clientela per poter trovo più soddisfazione appunto a far assaggiare, degustare i prodotti che alla vendita, all'ingrosso, al commercio, insomma, quindi seguire più l'artigianalità e anche la degustazione. Quindi lei oltre ai salumi vende anche ad esempio vini o magari verdure in sottaceto? Esattamente, quindi è la cosa che mi orgoglio, cioè che mi piace, le dà orgoglio, mi dà orgoglio è lavorare con degli artigiani produttori locali che non sono appunto presenti nella di oggi ma che fanno dei prodotti artigianali che difficilmente riescono anche a seguire la grande produzione, che comunque abbiano una costanza e una qualità eccelsa del prodotto. Quindi cari telespettatori, tutti a trovare il signor Luca del Salumificio Torresano a Torre di Nosto. Passiamo la parola, grazie a lei. Passiamo la parola invece al signor Danilo. Signor Danilo, qual è l'esperienza più interessante della sua carriera? Che te lo sono tante. Stavo dicendo quello che abbiamo scherzato prima, la ringrazio della domanda. È una in realtà ce ne sono due, Pamela, esperienze. Una un po' dura, quella che riguarda la storia di Norma Cossetto di Rosso Istria. Lì perché, anche se lo facevo per buoni motivi, ho fatto la parte del cattivo. Ero uno di partigiani titini che hanno combinato quelle cose là. E siccome l'Istria è una terra che amo particolarmente, il popolo istriano è un popolo che amo particolarmente, trovarmi anche per tutti i buoni motivi del mondo dall'altra parte, quando mi sono visto, mi ha fatto molto molto male. Ma sul serio, non sto scherzando, E lo ricordo ancora con tanta pesantezza quei momenti. E poi uno invece bello. Io ho fatto spettacoli un po' in tutta Europa con la rivocazione storica romana. Io faccio il gladiatore e abbiamo fatto cose dappertutto, no? In Inghilterra, in Spagna, in Germania, in Svizzera. Ma la cosa che ricordo di più con gioia è stato il 2017. Per la prima volta siamo andati in piazza San Marco a rifare la storia di Castellani e Nicolotti, le due fazioni che si prendevano a pugni nei ponti di Venezia. E io mi ricordo che avevo costruito una recita in cui raccontavo la storia di quei profughi dalla Venetia, cioè dalla terra entroterra, che costruivano Venezia. Io ero verso l'ala napoleonica, scusatemi, anche a dire Napoleone faccio fatica, comunque dove c'era la chiesa di San Gemignano e davanti avevo la chiesa di San Marco. E la recita iniziava con "Io ricordo", quella speranza nel cuore di molti, e sentire la mia voce che rimbalzava dalla chiesa di San Marco e mi ritornava è stata una delle emozioni, un sogno che per me si è avverato. È stata, credo, l'esperienza in quel momento più bella che avessi mai vissuto. A parte la piazza che era stracolma, c'erano circa 20.000 persone. Da brividi. Sì, ma sentire "Io ricordo" e la piazza che mi rispondeva. Ecco, quella credo sia stata la più positiva dal punto di vista emotivo, l'altra la più dura. Il momento che appunto ha dovuto fare il cattivo, no? Sì. No, ma guarda, si vedeva lei, non era la sua anima. Pensano, molte volte mi domandano, siccome è stato un film abbastanza duro quello, Norma Cossetto, storia reale ma duro, e qualcuno pensa che io abbia interpretato quel ruolo perché un attore fa questo e altro, no.
Io faccio solo dei ruoli che raccontino la storia della mia terra. Io non faccio l'attore perché mi piace far l'attore, faccio l'attore perché ho visto che è un buon sistema per raccontare la storia del mio popolo. Se mi chiedessero di fare, che ne so, una commedia all'italiana, gli direi no, grazie, come direbbe Cyrano de Bergerac. Io faccio queste cose perché ho visto che è un buon sistema per poter raccontare la storia del mio popolo. E continuerò a farlo. Qualcos'altro a me non interessa. Preferisco tirare pugni e bastonate. Non amo fare in generale. Adesso stiamo facendo un bel film, che è un docufilm bello perché il regista Tommaso Giusto è un grande, secondo me, e si chiama I Veneti Antichi cavalcando il mito, in cui io faccio il conduttore. Parleremo proprio dell'epos della nostra storia e fra poco gireremo le ultime scene, che è la battaglia di Cleonimo di Sparta contro i Veneti, successa nel 302 a.C., dove i Spartani sono arrivati a rompere le scatole con 50 navi e soltanto con 10 se ne sono iti. Sai che la vedo tanto il gladiatore. Davvero? Sì. Ti ringrazio. Ho fatto 330 combattimenti come reziario. Vedete che un po' azzeccato. Ti ringrazio, lo considero un gran complimento. Gladiatore. E immagino che lo era, vero? Sì, assolutamente sì. Grazie, grazie. E signor Danilo, le chiedo come è nata questa sua passione per il cinema? Cioè, se lei ha smesso di fare il medico, a un certo punto ha fatto vari studi per arrivare ad essere la persona che è ad oggi. Beh, sì, intanto quello di leggere è stata una delle mie grandi passioni fin da piccolo. Gli altri miei amici piacevano le moto, a me piaceva il leggere. Pensa, e lo racconto ora, mi arresteranno, il mio primo furto è stato un libro. L'ascoltate. Ero molto piccolo. E le poesie di Garcia Lorca, perché secondo me costava troppo, non avevo in quel momento i soldi e l'ho preso, me lo sono portato via. È stato l'unico furto che ho fatto, sbagliando ovviamente, diciamolo. Però per dire quanto per me erano sacri i libri, credo di averne ora a casa mia una caterva. E se dovesse consigliarmi ad oggi, per me, la sottoscritta, un libro? Quale Per la storia di Venezia, credo che... No, per aiutarmi ancora di più, proprio nel condurre i programmi, per la conduttrice. Allora, c'è un bel libro che parla della programmazione neurolinguistica, sì? Ti darò poi il titolo perché secondo me non vale la pena di fare all'esterno, ma te lo darò, in cui ti racconta quanto noi siamo programmati attraverso l'uso del linguaggio e non conoscere cosa diciamo, ma anche l'etimologia delle parole, di capire... Questo è interessante. Come le usiamo ci comporta dei deficit, dei vulnus, ecco, diciamolo così, dei vulnus mentali ma di conduzione, non tanto della conduzione televisiva ma di conduzione della nostra vita. Quindi noi ci programmiamo con il computer, con le nostre parole. Averne conoscenza è una cosa che ti rende molto più forte. E io vedo con dispiacere, ad esempio, permettetemi se ho un minuto, ultimamente utilizzare, un esempio, il piuttosto che in maniera inclusiva, lo usano per fare la lista. Il piuttosto che è esclusivo, mangio il bignè piuttosto che il musetto, che vuol dire o l'uno o l'altro, non vuol dire l'uno e l'altro. Guardate bene, una volta un politico ha detto piuttosto che, e tutti dietro quel piuttosto che. Questo è una cosa eccezionalmente stupida da fare, perché il nostro sbagliare il linguaggio significa anche sbagliare la nostra maniera di pensare poi. E questo lo sanno dal 1875 che fanno studi sulla linguistica e noi ancora ci cadiamo. E basta, non dico altro. Grazie signor Danilo, purtroppo vi devo lasciare perché mi dicono dalla regia che il tempo è scaduto. Noi invece ci vediamo alla prossima puntata ogni domenica alle ore 21 su Televenezia. Saluto nuovamente i nostri ospiti di questa sera che hanno partecipato e hanno reso questa serata ancora più emozionante e unica. Grazie signor Luigi Gaion dell'Agricoltura San Donà di Piave, dove fanno articoli prodotti da 50 anni per l'agricoltura. Oscar Bonaldo, aperti dal 1964, pasticceria Bonaldo a Favaro Veneto. Luca Pantarotto, salumificio Torresano a Torre di Mosto, aperti in colore dal 1971, e il signor Danilo Leo Lazzarini, storico, maestro d'armi e consulente per il cinema. E adesso vi lascio, intanto vi saluto, vi mando un grande bacio e vi lascio con un pezzo di El Cafin, Senti Rosina.
Rosina che batte le ore, se monta il vapore, se monta il vapore. Senti Rosina che batte le ore, se monta il vapore a Venezia se va, se va, se va. Se monta il vapore a Venezia se va. Venezia se bella per tutti i cantoni, ma sotto i balconi, ma sotto i balconi. Venezia se bella per tutti i cantoni, ma sotto i balconi l'amore se fa, se fa, se fa. Ma sotto i balconi l'amore se fa. Andando in campagna se trova l'amante, ma sotto le piante, ma sotto le piante. Andando in campagna se trova l'amante, ma sotto le piante l'amore se fa, se fa, se fa. Ma sotto le piante l'amore se fa. Tutti mi dice che Piero è vero, ma sotto il capeo, ma sotto il capeo. Tutti mi dice che Piero è vero, ma sotto il capeo c'è tutto pea, pea, pea. Ma sotto il capeo c'è tutto pea. Tutti mi dice che Piero è vero, ma sotto il capeo c'è tutto pea, pea, pea. Ma sotto il capeo